Sei fottuto, sei fottutamente fottuto? Fottutissimo direi. Io fottuto? Guarda ora come ti fotto. Fottuto! Ho visto? Ho davvero fottuto. E adesso cosa da dire, gran fottitore? Fottutissimo gioco. E anche tu sei fottutamente invincibile. Mi ha lasciato. Cosa? Mi ha lasciato. Oggi. E adesso che faccio? Che faccio? Mi dispiace tanto. E pensare che era pure il vostro anniversario. Sorpresa! Come? Sorpresa! 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 Dai, Bi! Non fare così! Non voglio credere a quel che vedo. Se questo è tutto vero, fatemi una flebo. Il mio più caro amico, il più duro che ho, se ne sta chiuso in bagno in preda ad uno shock e no. Questo no, non è un rock. Se magari è dura, lo so, ma tutto va pensato con rock. Ora mi rimetto se non morirò. Mi ha lasciato! Ora cosa farò? Finitela! Non ti credo, amico mio. Non voglio che così su per un attimo non è un po'. Non li siamo un po' rock. Se vuoi piano mi fai pure però. Non credo che sarò. Avete abbaiato? Ma io non ho paura. Mi avete umiliato. E questo non va bene. Sì, lei mi ha lasciato. Ma adesso stammi a sentire. Ho fatto un grosso errore e ti ringrazio, amico mio, perché io vivo anche senza di lei. Me la rido insieme a voi, amici miei. Vi presento il grande Cowboy Johnson e la tonza Mrs. Nomadon. Lui le chiese cordialmente il suo nome, ma quando la risposta era no, lui sconvolto, amareggiato, si diresse verso il suo conto. Le prima non capì, la mente si aprì e sorrise per l'equivoco. Mi prende in giro, inizio a pensare, vediamo adesso se lo smetti di ghignare. Non sono un ballerino e forse mai lo sarò, ma quando ti vedo danzare io vivo un brivido. Mi sembra che sia un sogno, io danzo insieme a te. Non voglio mai più risvegliarmi, ora no. Vivrò in un brivido.
di nuovo! Ragazza, tutti qua. Zitti. Tutti qua. Deve stare il padrone di casa. Aspetta che riprendo qua. Sei tu che hai ancora affittato la casa? Sì. No, perché è già la seconda volta che vengo qua. Ma molto probabilmente parla Bambara. Cioè, sì, veramente. Silenzio che hai già parlato troppo. Domani mattina io vengo qua e mi fai trovare le chiavi. Che non voglio neanche più vedere la tua faccia di merda. Sono stato chiaro? Ragazzi, quello lo sta picchiando. Stai zitto, vieni qua. Ma chi è? È il padrone di casa. Che bello. State lì. Mi avete rotti i coglioni! Vedi che quello ti toglie la casa, zitto. Oh ragazzi, Che cazzo? facciamo che andiamo di là e parliamo delle cose che vanno e non... Siamo un po' nella merda, insomma, andiamo di là, dai. Oh, guarda. Oh, sta facendo il backstage, mica... Raga, scusatemi, il regista, sapete, si è montato la testa e... Oh, spedi sta cazzo di telecamera. Oh, affanculo. Mi hanno vietato di riprendere, ma io non mollo, devo riprendere tutto. Spengo. Buonasera pubblico di Speedy, sono qui in questo backstage perché non potevo non documentare il discorso filosofichissimo che stava facendo l'ospite della serata, il regista Johnny De Vito. Papà, illuminaci. Devo proprio? Sì, dai. Stavo dicendo che da quando abbiamo le videocamere noi possiamo controllare il tempo. Cioè, spiegati meglio. Cioè, se io prendo questa cosa e la spengo, nessuno saprà mai quello che ho detto. Vaffanculo, era buonissima. Che palle.